Live social, interviste, storie, Radio Roma Capitale. Eccoci ad un nuovo appuntamento. Nell'affrontare un nuovo argomento interessante siamo sempre in compagnia della dottoressa Arianna Laimo, docente di corsi di formazione per estetiste, e stavolta parleremo dell'importanza di essere una consulente e non una estetista venditrice. Andiamo a scoprirne di più e facciamolo sempre grazie all'intervento della dottoressa Arianna Laimo. Benvenuta a Live Social. Grazie, ciao Riccardo. Grazie a te Arianna, un saluto agli ascoltatori. Dunque iniziamo subito inizio col chiederti appunto perché è importante nel quotidiano essere una consulente e non una estetista venditrice. Allora, il primo motivo per cui è importante perché è l'unico modo per far sì che le clienti tornino molto volentieri all'interno del centro estetico. Il secondo motivo è perché così evitiamo che le clienti scappino, quindi tornano volentieri e se sono venute per la prima volta non scappano, perché quando si fa l'estetista che vuole vendere a tutti i costi è normale che la cliente possa avere, come dire, timore o fastidio e che quindi tenda a voler andare via oppure non ritornare più. L'altra cosa fondamentale è perché in questo modo ogni estetista può fare il suo lavoro che ama con passione, perché molto spesso l'estetista si trova a sentire, percepire insofferenza in quello che fa proprio perché qualcuno, ma questo l'ho detto anche in una precedente intervista, ha un po' inculcato questo concetto dell'estetista che deve appioppare il prodotto, e questa è la cosa peggiore che può accadere in questo settore, perché quando si comincia a vedere a dare l'immagine all'estetista di colei che ti vuole necessariamente dare il prodotto, ti vuole necessariamente fare la vendita su qualcosa che a te magari non interessa, è ovvio che poi cala un velo di oscurità, di qualcosa che viene percepito non come qualcosa di bello, e quindi invece quando quando l'estetista diventa una consulente, la cliente ha voglia di tornare, perché tu alla consulente vai per trasferire che hai magari un disagio e quella persona si occupa di te, si prende cura di te, capisce realmente di cosa tu hai bisogno. Ti ascolta, posso dire, permettimi il termine, ti coccola. Sentirsi coccola, capiti, coccolati e al centro dell'attenzione è importante e fondamentale. Al contrario, appunto, si genera qualcosa di estremamente negativo, subito dando l'idea di voler accelerare e raggiungere la meta. E per questo motivo molto spesso le estetiste soffrono perché hanno preso questo concetto di dover vendere a tutti i costi e lo fanno con fatica, no? E quindi quando mi chiamano mi dicono io ho questo problema, che fare questo lavoro un po' mi sento, come dire, soffocare da questa cosa che bisogna vendere a tutti i costi. Questa è la cosa peggiore, perché non fa sì che questo lavoro non sia più fatto con amore e con passione, che è invece quello a cui io tendo, quello che per me è importante, far ritornare le persone a fare questo lavoro con passione. E si può fare e nello stesso tempo si può vendere quando si capisce quanto è fondamentale essere percepita come una consulente che sta lì, che si occupa di te, di farti stare bene, di capire le cose di cui hai bisogno. Questo si fa con una serie di passi, di strategie di accoglienza del cliente, quindi cosa dire e come dirlo alla cliente, ed è semplicissimo quando si capisce come farlo e ci toglie da questo posto oscuro che è il posto dove si vede racchiusa l'estetista come l'estetista che deve fare l'appioppo del prodotto o del servizio. Quindi è una cosa su cui io lavoro tantissimo, a cui io tengo particolarmente, e devo dire che è anche uno dei motivi perché tante colleghe mi hanno seguito, perché hanno capito che fare questo mestiere può essere semplice, può soprattutto essere interessante a livello remunerativo, perché a quel punto sarà la cliente che verrà da te e che acquisterà sul fatto che tu ti sei presa cura della sua persona, delle sue problematiche, dei suoi disagi e dei suoi bisogni. Assolutamente, insomma questo è molto importante e come al solito, insomma, nulla avviene a caso, catturi la mia attenzione ascoltandoti attentamente. Io faccio tesoro, parola dopo parola di questo, e spero insomma siate anche voi, vi stiate prestando all'ascolto con la massima attenzione. È importante anche per chi in ascolto vuole decidere, vuole fare, insomma, diventare un estetista, insomma, e sempre rendersi consapevole di questi aspetti. Insomma, alla fine, riassumendo il tutto,
è importante davvero essere una consulente con la C maiuscola per manifestare una vicinanza alla propria cliente, farle capire che ci siamo, per dire ci sono sempre e sono qui per ascoltare le tue esigenze, capirti profondamente e poi il resto viene da sé con naturalezza. Esattamente, e questo è fondamentale proprio anche per la percezione del lavoro che ha la collega estetista. Io tengo tantissimo a questo, al benessere della categoria, quindi far lavorare bene, far percepire questo lavoro con piacevolezza, con amore, perché fondamentalmente poi chi sceglie di fare l'estetista lo sceglie perché è una passione, perché è un amore, perché comunque è un lavoro impegnativo che ti richiede tante ore, quindi se lo fai lo devi far bene e devi percepire bene quello che stai facendo. Ecco perché io mi batto un po' per togliere questa percezione dalla più Patrice a, io la chiamo un po' come dire, la fatina della bellezza. Ecco, questo è quello che mi interessa. Assolutamente. Che dire, siamo giunti alla conclusione di un'altra interessantissima intervista e insomma ancora abbiamo delle cose interessanti da condividere, perciò vi rimando ancora, non finisce qui come al solito, per una nuova interessante intervista, sempre in compagnia della dottoressa Arianna Alaimo, che nuovamente saluto e ringrazio. Grazie a te Riccardo, grazie agli ascoltatori.